sono state date ai cittadini ampie rassicurazioni che questa vicenda non sarebbe, che questa cosa non sarebbe avvenuta, sia in forma verbale dai politici stessi che hanno promulgato questa legge, e sia e soprattutto in forma scritta, mediante un emendamento deciso appunto da loro, che prevedeva la correzione di questo loro parola testuale errore. Gli avevano promesso che la riforma sanitaria con la rivoluzione delle ULSS non li avrebbe toccati, e invece così non sarà. Cavallino Treporti entro un anno sarà bacino di utenza della nuova ULSS del Veneto orientale, strappato all'ULSS veneziana, nella quale fino ad oggi tutti i cittadini si erano felicemente riconosciuti. E così, per dire no a questo passaggio forzato, più di 4.500 residenti hanno già firmato una petizione che questa sera verrà presentata all'incontro pubblico organizzato al centro polivalente di Cassabio. Noi abbiamo una forte preoccupazione, ad esempio, per quanto riguarda il rinnovo dei volontari del soccorso della Croce Verde. È una ONLUS che da 37 anni fa parte della vita e della tranquillità di tutti i cittadini di Cavallino Treporti. Cavallino Treporti è l'unico comune a passare sotto un'altra ULSS. I cittadini hanno formato il comitato assolutamente privo, dicono, di colore politico. Gli stessi hanno fatto sapere di non aver gradito il cambio di posizione del sindaco, che inizialmente si era battuto contro questo spostamento. La nostra domanda continua ad essere, e finora non ha avuto risposta: ma se dovete mantenerci i servizi attuali, perché dobbiamo cambiare? Al comitato hanno aderito tutte le associazioni di volontariato del territorio. Questa sera tutti i capigruppo in Consiglio regionale sono stati invitati anche per dare delle spiegazioni. Fino ad ora però soltanto l'opposizione, Partito Democratico e 5 Stelle hanno confermato la loro presenza. Abbiamo assoluta fiducia che il Presidente a breve ci riceverà.